Bella raga, c'è tutto il commendone veneziano, torniamo con la stagione 99-2000 con la UEFA Champions League 99-2000 e raga ho sistemato le bande nere, speriamo sia bello da vedere, ma almeno così possiamo vedere insomma 21 noni, ecco. Siamo nel secondo girone della Champions contro Lazio, Feyenoord e Real Madrid, girone veramente tosto. La prima è contro il Feyenoord, chiaramente è quella da vincere, perché è la squadra più scarsa. Abbiamo Angloma squalificato, molto bene, molto bene. Chiamo Gerardo e qua così rientra Chili Gonzalez e lo mettiamo qua. Molto bene, andiamo. Vai raga, questo è fondamentale ovviamente, perché contro la squadra più scarsa del girone. Angulo. Vai. Tensione alle stelle al Mestalla. Partita da vincere assolutamente, non ci sono repliche. Vai. No. Vai. Aspetta, eccoci qua, vai. Dopo siamo passati veramente per il rotto della cuffia ragazzi, perché il Bayern Monaco alla fine è passato primo, meritato. Noi siamo partiti alla grande nel primo girone, ma dopo la sconfitta col PSV 5-0 pesa tanto. Attenzione il Feyenoord. Subito il Feyenoord che prova a fare la voce grossa. Qui al Mestalla. Vai. Subito Zabala. Attenzione, subito Mendieta, vede Lopez che si è comunque sbloccato. Lopez ha preteso un po' troppo della sua velocità il Pioco. Bravo Mendietone. La metti in mezzo però di destro, questa è la cosa che devo cambiare, cacchio, se si può fare. Occhio ragazzuoli. Come gioca il Feyenoord ragazzi, passaggi elegantissimi, ma recupera Farinos, la dà a Gerardo per Mendieta, ancora avanza bene Valencia, Gerardo lo mette in mezzo ma sbaglia, neanche angolo. Dudek in porta, già è una cosa che non mi piace. Farinos, Lopez, no, stop inguardabile del Pioco. Un uomo inguardabile il Pioco. Chiaramente per il Feyenoord girone di ferro e dir poco. Ricordiamo che passano sempre le prime due e vanno ai quarti di finale. Nella realtà il Valencia è arrivato in finale, è stato sconfitto 3-0 a Saint-Denis da un Real Madrid galattico, 2 gol di Raul e gol di Steve McManaman. No, bravissimo, grande Djukic. Valencia che fa fatica però. Roba nostra, no, incredibile palo del Feyenoord de miracolo a caso di Canizares, non è Casillas, di Canizares. Mamma mia, cosa ho rischiato, raga, su una cagata valenziana. Fa una voce grossa il Feyenoord dal Mestalla,
Brutto fallo, brutto. Fallo anche di frustrazione. Rosso, non ci credo. Appena rientrato dalla squalifica, subito rosso per Kelly Gonzalez. Sì, vabbè, ho capito. Mi sembra un po' stracciatella, però addirittura da rosso. Comincia a essere pesante per il Valencia che ha perso la testa. Il capitano Mendieta cerca di fare un po' da paciere, ma la vedo dura. No, ragazzi, Feyenoord che domina. E sono anche in superiorità numerica. Sarà durissima, raga. Attenzione però Lopez, il pioco, esce il portiere. Ragazzi, volevamo fare un gol e poi chiuderci in difesa, ma la vedo alquanto dura. Aia, bravo Cani. Bravo Mendieta, ma finisce il primo tempo. 0-0 al Mestalla. Partita afrodisiaca. Vai. Angulo. Attenzione Gerardo Depardieu. Lopez! Fuori di niente. Occio. Madonna, dai, Fioi Gerardo. Lopez l'ha sfiorata, possiamo farcela anche in inferiorità numerica. Buonissimo, vai Lopez. Lopez si invola. La passa all'unico punto dove non c'era nessuno. Incredibile. Purtroppo rimessa olandese. Bravo Carboni. No, una bella cosa. È il cagatone di Carboni. Occhio, no. Bravi. E la regala. Troppi regali però, Pellegrino. C'è d'altronde Chili Gonzalez, non c'è, ci sta. Farinos è stanco. Entra Gerard. Mettiamo Sanchez per Lopez. Proviamo. Niente. Molto bene Djukic. Mendieta, niente. Un Valencia che fa molta fatica purtroppo. Bravissimo. Dai, con il cuore, Gerard. O Gerard, lascia voi la scelta. Bravissimo, questa è una grande azione. Bella per Sanchez. Sanchez! In inferiorità numerica, Sanchez l'ha messa. Mamma mia, grande assist qua di Angulo. Boom! Gol pesante. Come un film di Fassbinder. Dai, teniamo duro.
Giochiamo in difensiva, no? Gol. Madonna. È andata molto bene. E cazzo, è il giardiniero Cruz. Che giocatore. Adesso sarebbe un fenomeno nell'epoca d'oro del calcio. Un giocatore normale. Una riserva di lusso sicuramente. Bel giocatore. Vai Angulo. Autore di un assist sublime. Mendieta la sbaglia male oggi Gaizka. Grande Carboni che però è in difesa. Attenzione, bellissimo per Mendietone. La mette in mezzo. Non ci credo. 88esimo. Sembrano 3 punti fondamentali. Ancora per Carboni. Carboni la mette in mezzo per il nulla però. Recupera. Dai, niente da fare. Grande vittoria, pesantissima. Ancora in casa, ragazzi, al Mestalla contro la Lazio, squadrone. Piove a Valencia. Pioggia torrenziale a Valencia. Vediamo se si fanno vedere la classifica. Eccoli qua, 3 punti per le Valencia, 0 per Lazio e Feyenoord. José Garcia Aranda. Mamma mia, che tempaccio. Campo pesantissimo. Nedved, Pavel. No. Rigore subito dopo 3 minuti, incredibile. Male. Mancini contro Canizares. Canizares, no! Miracolo di Canizares, ma gol del Mancini. Impietrita la di Valencia. Canizares ha fatto un miracolo, ma grande manso. Purtroppo male noi, incredibile. Regalato un rigore subito. Sanchez l'ha messo alla sinistra perché siamo un po' corto di giocatori. Carboni, guarda come piove a Valencia, ragazzi. Campo veramente pesante. Marcheggiani c'è. Guarda, cioè, gli effetti del campo più belli nel 2016 che adesso, cioè, vabbè. Lasciamo perdere, va, che è meglio. Occhio. Attenzione a Lombardo, Pippo Pancaro, idolo. Vai Claudio. Buono. Vai Gaezzi, che ogni tanto si buggano un po' i capelli. Ogni tanto capita anche questo, qualche bug ci sta. Ah, Dio mio. Nedved. Bravissimi, dai, che possiamo recuperare anche se il campo è veramente duro, eh. Lopez. Farinos. Cagate di Farinos, purtroppo. Fuori gioco. Oh. Ah, ecco.
Sanchez. Carboni. Carboni. Vede. Lopez! Ed è subito pareggio degli uomini di Hector Cooper. Claudio Lopez. Marchegiani si incazza, ma bellissima azione valenziana. Lopez di sinistro. Fulmina. Marchegiani. Merda, perché sbaglio il tempo? No, rosso però ancora. Mamma mia, meno male. Meno male. Mendieta. Lopez a volte fa degli stop un po' curiosi. Bravo Cani. E ha fatto un miracolo sul rigore. Zabala. Il signor Zabala. Lopez. Angulo. Grande Angulo. Angulo si invola. Angulo si invola. Mendieta! Madonna che palo! Non ci credo. Che palo. Noi stiamo giocando per adesso dopo l'inizio con un rigore clamoroso. Veron, si è visto poco Juan Sebastian? Piove meno adesso. Attenzione ancora Veron. Mamma mia, i tiri di Veron pericolosissimi. Molto bene. Dai, dai, dai. 1-1. Partita dura. È importante vincere anche questa perché dopo ne abbiamo 2 in trasferta. Abbiamo Real 3 trasferte e poi altre 2 trasferte all'Olimpico e a Feyenoord. Albelda. Oh, che brutto. Molto bene Pellegrino. Non ci credo. Mamma mia, Marchegiani esce bene. Attenzione Lombardo, grande Attilio. No, Lombardo si invola. Attenzione Veron. Lazio attacca adesso. Stankovic, bravi fiori, dai. Mendietone, Mendietone. Bravi, dai. Come Lazio molto sbilanciata. Vai Sanchez. Ma no, così. Albelda. Lopez. Lopez, parata di Marchegiani. Cross. Attenzione, sbaglia Marchegiani. Tira. Non ci credo. In curva. Entra Lavanelli, esce Boksic.
Buono. Vai Farinos. Farinos. No. Il pippone Farinos. Albelda. Carboni. Lopez. Ammonito Simeone. Che cappella però. Che errore che ho fatto. Lopez si è mangiato un gol. È importante andare a distanziare la Lazio di 6 punti. Attenzione ancora Lopez. Poi Lopez fa una magia. Fuori. Stiamo sprecando l'impossibile. Lopez. Bravo qua Marchegiani. Proviamo a giocare offensivi. La rischiamo un po'. Grande recupero. Marchegiani esce sempre perfetto. C'è un infortunato. A vuoto. Attenzione Lombardo. No, Veron. Brutto questo Ravanelli. Mamma mia. Pavel Nedved dalla bandierina. No, Ravanelli. Mamma mia, ci va anche bene, No, adesso. No. Mamma mia, l'ho vista dentro. Alla fine è giusto il pareggio, però stiamo soffrendo adesso, eh. Dai. Ragazzi, Santiago Bernabéu. Siamo a 4 punti. Reale Valencia 1 punto. Lazio e Feyenoord. Incredibilmente Reale ha pareggiato col Feyenoord. Non me l'aspettavo, sinceramente. Però qua è un campo duro. Leggermente duro. Eccoci qua. Questa è la classifica. Vai. Real Madrid Valencia. La vera finale è la Champions 99-2000. Ok, no. Attenzione, c'è Umberto Carlos anche qua. Il mitologico Umberto Albelda. Per Lopez, Lopez fa una giocata mostruosa. Mamma mia. Giocata senza un senso logique. Rientra Chili Gonzalez, speriamo adesso di vederlo un po'. Attenzione Albelda. La metti in mezzo. Fallo su Albelda. No, cos'è? Cosa ho fatto? Fuori gioco, boh. Ma che cazzo? McManaman. Farinos. Bella azione Carboni. Bellissima azione valenziana. Farinos. Lopez. Ah, brutto questo Lopez. Molto bene. Gioca bene in difesa Carboni, mamma mia. Attenzione Mendieta. Chili Gonzalez deve farsi perdonare molto. Ma perché di là? Perché di là?
21esimo, sempre 0-0. Attenzione Casillas, stavolta sì è Casillas. Umberto. Hierro. Caranca, grande Real questo, mi serve tantissimo. Michel Salgado. E il Moro Morientes. Steve McManaman. Lopez. Kili Gonzalez. Occhio, bravissimo Anglomà. E poi fa la cagata anglomaniana. Attenzione caramba, no. Gol, incredibile, gol del Real. E chi può segnare? Lui, Raúl González Blanco. Dormita qua, Anglomà fa una bella cosa per la cagata. Casillas e Canizares esce un po'. Raúl fulmina. Iker Santiagone. Niente ciò. Sono proprio andato. 1-0 Madrid. Lopez. Mendieta. Real, squadra scorbutica e fastidiosa, per non dire la più grande squadra d'Europa. Però un po' scorbutica anche perché così lo dico io, è deciso così dal Cumendone. No, a parte scherzi, ho preso un gol da culo però per il solito, perché Canizares ha fatto quei passetti in avanti che poi l'ha spiazzato completamente. Dai. Osso. Carboni, uno dei migliori sempre Carboni, Mendieta se ne va. Claudio Mailunga. Vabbè, male. Male. Seconda frazione. Giochiamo in avanti. Raúl la decide. Occhio, Fioi. No. Claudio Lopez sbaglia tutto. Guarda come gioca il Real, mamma mia. Redondo. Il principe. E ho provato una cosa impossibile. Però avrà come la recupera di cuore. No, questa è una cagata però. Un po' di frustrazione per il Valencia che non riesce a far gioco oggi. Fuori gioco forse no. Lopez. Gol. E il Pioco punisce la difesa del Madrid. Bellissimo. 1-1. Grandi ragazzi. No. Lopez. Vai Claudione. Lopez vede Mendieta male.
Giocarla bassa, siamo una squadra da palla bassa, non da cross. Bravo il Belda. Bellissimo ancora per Angulo. Angulo entra in area, Angulo! Lo metti in mezzo male, poteva tirare. Attenzione il Mauro Morientes. Bravo Canizares, dai. Brutto questo. Roba nostra. Roba di Gumendo. No, la cagata dovevo fare, l'ho fatta. Bravo. Errore di Canizares, ma si salva. Su Raul Blanco. Attenzione Lopez. Attenzione, recupera il Valencia. No. Mamma mia, qua rischio. Guti. Bravi, raga. Occhio Fioi. Bravi. Non perderla, bravo. Era perdere un secondo dopo. Ecco, con pareggio va bene al Santiago. Buono. Che azione, ragazzi, vai Angulo. 89esimo, vai il beffone a Madrid. Attenzione. Chili Gonzalez. Mamma mia. 1-1, va bene. Andiamo a vedere i punteggi. Allora, Madrid 5 punti, Valencia 5 punti, Lazio 4, Feyenoord 1. Sarà un girone combattutissimo fino alla fine. Poi abbiamo Milan 6, Dortmund 6, Sturm Graz 4, Leverkusen 1. Poi abbiamo, no, questo è l'altro girone. Bordeaux 7, Bayern Monaco 5, Barcellona 2, United 1. Questo è un girone senza senso. E Spartak Mosca 7, Porto 6, Chelsea 2, Arsenal 1. Vediamo i capocannonieri. No, sono le cose. Ragazzi, Shevchenko domina la classifica capocannonieri con 10 reti secondo Raul Blanco. Noi abbiamo Lopez con 5 gol, molto bene. E poi via tutti gli altri. Raga, con la Lazio diventa veramente decisiva. Raga, un saluto del comandone veneziano. Ciao!